tutti. Siccome credo che mi sentiate lo stesso, facciamo meno che così almeno. Allora, intanto io mi scuso se faremo una tappa veloce con Daniele, qui con Angelo, ma la campagna elettorale è così, bisogna girare su tutto il territorio, un po' come la Madonna Pellegrina, no? È processione, purtroppo sono le regole della campagna elettorale, dura 4 settimane, bisogna sfruttarle tutte e bisogna cercare di tornare a parlare fra l'altro dei problemi veri, perché ormai è 2 settimane che si parla solo delle liste presentate bene, delle liste presentate male, di quelli inclusi e quelli esclusi, e poi alla fine i problemi veri della nostra gente, il territorio, non se ne parla. Alla fine, quando vai a votare, è chiaro che sono importanti le regionali per tutte le implicazioni che diceva Daniele per la battaglia sul federalismo. Io vi do un dato che farà sorridere anche Angelo, perché esperienza amministrativa ne ha parecchia e farà incazzare anche un po' Daniele. Questa è, se voi andate a guardare in questi giorni l'home page del Comune di Napoli, per andare a vedere i concorsi che fa il Comune di Napoli, perché a Portogruaro, come a Verona, insomma noi quest'anno, se riusciremo, e siamo una città comunque di quasi 300.000 abitanti, 270.000 abitanti, noi riusciremo a fare concorsi per un 20 assunzioni circa, perché la situazione è questa, e nei comuni più piccoli devi star lì a tribulare, a fare i conti, 2 o 3 assunzioni. Se voi andate a guardare l'home page del Comune di Napoli, bando di concorso per 534 assunzioni. Questo andatelo a guardare su internet, questo per capire l'importanza anche di queste elezioni, sia amministrative locali che regionali. Cioè, se vogliamo farla finita con gli sprechi, col fatto che qualcuno possa, quei soldi nostri per questi stipendi qua, mica li pagano loro, li paghiamo noi, vero? E siccome il Comune di Napoli è un comune che è al limite, se non oltre il limite del dissesto finanziario, e anche per il Comune di Napoli dovrebbe valere il patto di stabilità, dico dovrebbe valere perché io non potrei mai neanche pensare di prendere un provvedimento del genere, però là si può, del resto c'è chi amministra bene e chi non amministra bene. A cosa serviranno queste 534 assunzioni? Sicuramente non all'efficienza del Comune di Napoli, che è già clamorosamente inefficiente, con una giunta che per un terzo a un certo punto è stata arrestata. Insomma, vi ricordate la vicenda della Rosa Iuso Iervolino, quando ne hanno arrestati 4, e la sua reazione, mi ricordo proprio le testuali parole quando le intervistarono, che disse che sarà mai, perché esattamente così, e infatti disse che sarà mai, sostituì i 4 arrestati con altri 4 e avanti così. E adesso, siccome servono le preferenze per le elezioni amministrative, perché in campagna si vota per il Comune di Napoli e si vota anche per la regione, allora è giusto fare un bel bando di concorso per 534 posti, così qualche migliaio di preferenze per un consigliere o per l'altro possono essere gestite, quindi il clientelismo più becero e più vergognoso. Però venendo a come invece siamo abituati ad amministrare noi, per questo dico le elezioni amministrative sono importanti, perché io vedo, faccio un confronto insomma fra comuni capoluogo, l'impostazione, che poi è l'impostazione ideologica purtroppo spesso delle amministrazioni di centro-sinistra. Quello che ha fatto, che poi la Lega ha fatto una battaglia durissima, quel villaggio turistico insomma che Cacciari ha costruito per i nomadi nel suo territorio, a Venezia. Noi a Verona abbiamo fatto l'esatto contrario, nel senso che noi avevamo il campo nomadi, l'abbiamo chiuso, lui invece l'abbiamo chiuso non come ha fatto il sindaco di Padova, che quando ha fatto il muro di Vianelli, che se ne è parlato a livello nazionale, come ha risolto Vianelli? Chi erano gli occupanti di Vianelli? Gli occupanti di Vianelli era quasi tutta gente che aveva occupato abusivamente gli appartamenti, cioè non era gente che ha avuto un'assegnazione regolare, e molti di questi erano dei delinquenti provetti. E allora il sindaco Zanonato cosa ha fatto? Ha costruito il muro, ha dato la casa popolare a tutti quelli che si erano dentro e così ha risolto il problema di Vianelli, che però forse non è la soluzione migliore, perché gli passa il principio che chi occupa abusivamente e si comporta peggio gli dà la casa popolare sparsa nei quartieri, così questi hanno sparso quel problema su tutto il territorio padovano. Noi a Verona invece, appunto, da amministratori coscienziosi, sapendo che gestiamo i soldi dei cittadini e quindi vogliamo bene al nostro territorio, e qui appunto mi ricollego al motto di Luca Zaia che dice appunto prima il Veneto, ovvero sia prima il Veneto, prima la nostra gente, perché la nostra gente ha più bisogno e ha più diritti per il solo fatto che da generazioni vive qua, paga le tasse, ha costruito questo territorio e quindi ha dei sacrosanti diritti rispetto a chi è arrivato qua l'altro ieri. E non è una questione di razzismo, perché io penso che quando viene qua uno straniero o uno zingaro e vede che a Venezia, anziché in qualche comune amministrato dal centro-sinistra, tipo Portogruaro, l'amministrazione dà prima le risposte a chi è arrivato ieri sul nostro territorio, questi penseranno: ma guarda che imbecilli che sono questi italiani, che io arrivo qua l'altro ieri in Italia, mi danno la casa popolare, mi danno il posto nell'asilo nido, che se succedesse nel paese loro non succederebbe, perché su un'altra parte succede questo.
Noi infatti a Verona, dicevo, diversamente da Cacciari, da Nonato e chi appunto amministra con quella mentalità, abbiamo il campo nomadi l'abbiamo chiuso, e non dicendo vediamo la casa popolare nomadi, era gestito da alcune associazioni caritatevoli, abbiamo detto non è che domani mattina veniamo con le ruspe, gli abbiamo dato un certo tempo, gli abbiamo detto noi comunque a questa data il campo lo chiudiamo, se gli trovate una sistemazione, nessuna casa popolare, niente soldi dal comune, per il comune ne aveva già dati abbastanza, con l'amministrazione precedente era costato oltre 2 milioni di euro in 5 anni quel campo, tanto per fare, e questo potete pensare cosa costa il campo che ha messo in piedi Cacciari, perché poi alla fine i costi sono quelli. E allora noi abbiamo detto a una certa data chiuderemo, fate quello che volete, vi diamo del tempo per carità, se riuscite a sistemare situazioni alloggiative noi comunque chiudiamo. Alla data che avevamo stabilito nel campo nomadi non c'era più nessuno, perché appunto dopo siamo andati là con le ruspe, abbiamo demolito tutto per essere sicuri che non venisse riutilizzato, e questa era la parola che avevamo dato ai cittadini veronesi. Per questo dico, votare per le elezioni amministrative ha un'implicazione sia legata all'amministrazione ordinaria, le strade, i tombini, i marciapiedi, l'illuminazione, ma anche alle scelte politiche più profonde.